poco altro da dirvi. In questa Costituzione, di cui sentirete fare il commento nelle prossime conferenze, c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie, sono tutti sfociati qui in questi articoli. E a sapere intendere dietro questi articoli ci si sentono delle voci lontane. Quando io leggo nell'articolo 2 l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, o quando leggo nell'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, la patria italiana in mezzo alle altre patrie, ma questo è Mazzini, questa è la voce di Mazzini. O quando io leggo nell'articolo 8 tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, ma questo è Cavour. O quando io leggo nell'articolo 5 la Repubblica una indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali, ma questo è Cattaneo. O quando nell'articolo 52 io leggo, a proposito delle forze armate, l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, l'esercito di popolo, ma questo è già arrivato. E quando leggo all'articolo 27 non è ammessa la pena di morte, ma questo o studenti milanesi è Beccaria. Grandi voci lontane, grandi nomi lontani, ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, spiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Sembrava migliore l'inizio che iniziare con le parole di Calamandrei sulla libertà, perché ci sono solo 2 articoli nella Costituzione che parlano dell'istruzione e l'articolo 33 usa 13 parole
e dice l'arte e la scienza sono libere e libero nell'insegnamento. Quindi la libertà è qualcosa che plasma da quando entra un insegnante a quando va in pensione, e sicuramente due grandi interpreti di questo sono Lorella Carimali, che chiamo, e il professore Lia Bombardelli. Grazie. Iniziamo con il professor Bombardelli, giovanissimo, viene da Trento. Quando stamattina è venuto al Manzini, alcuni l'hanno scambiato per uno studente, lo chiamiamo qui a San Daniele oggi per un motivo molto particolare, perché questi due insegnanti sono complementari. Cioè non è che facciano la stessa cosa pur facendo matematica, e spero che stasera esca la ricchezza della complementarietà, perché nessuno di loro andrà a sovrapporsi all'altro, ma ognuno sarà fedele interprete esclusivamente del suo modo di insegnare, con strumenti diversi, con concetti diversi, e la ricchezza sarà proprio questa. Io volevo chiedere al professor Bombardelli come è nata, ancorché da poco, questa sua professione, per curiosità, per caso, per convinzioni. Tanto grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi questa sera. Ma dunque mi sono accorto che mi piaceva insegnare in realtà durante all'università, potremmo dire al terzo o quarto anno di università. Io sono figlio di insegnanti, quindi un po' forse la respiravo in casa, mettiamola così. La mamma insegna matematica alle elementari, invece il papà scienze umane alle superiori, e mi sono accorto durante l'università che mi piaceva un po' spiegare le cose, e quindi quando poi ho finito la laurea magistrale, anche se avevo alcune proposte di dottorato, ho preferito fare l'abilitazione di insegnamento, e sono contento di questa scelta. Mi piace proprio tanto, mi piace lavorare con i ragazzi, mi piace stare in classe, e la rifarei, diciamo. E il rapporto con i ragazzi, che non si offenderà la collega Carimali, ma insomma abbiamo quasi la stessa anzianità di servizio, per noi può essere relativamente più semplice, perché questo gap in qualche modo rende più semplice anche la differenza, la percezione di ruoli, e che problemi hai avuto, perché ci diamo del tu come colleghi, ad inserirti all'interno di classi dove questi ragazzi erano poco più giovani di te? Cioè, qual è stato l'approccio, e se hai avuto difficoltà in questo nel relazionarti dall'altra parte della cattedra? Ma devo dire no, non ho avuto particolari difficoltà. È chiaro che a volte, diciamo, soprattutto il primo anno, sai, sei un po' magari meno esperto, e ovviamente vedendo il professore giovane magari provano un po' di più a chiacchierare quando non dovrebbero, magari diciamo cercano di prendersi alcune libertà perché ti vedono giovane, e quindi entrano, diciamo, in modalità un po' più informale. Però in generale io penso di fare in realtà lo stesso che fanno tutti i miei colleghi. I ragazzi sono in generale sempre molto positivi e corretti, non ho mai avuto episodi spiacevoli, mettiamola così, legati al fatto che sono giovane, ma penso di poter ovviamente migliorare nel corso degli anni come tutti. Ai ragazzi piace che diciamo io abbia queste cose sul web, questo un po' li affascina innegabilmente, però in classe fondamentalmente penso che ci sia un po' la stessa situazione che c'è con tanti altri colleghi. E volevo chiederti, appunto, entriamo un po' nella peculiarità del professor Bombardelli. Il professor Bombardelli l'abbiamo chiamato perché ha sviluppato oltre 200 lezioni di matematica caricate e gratuitamente, liberamente fruibili su YouTube da parte dei ragazzi. Questo, tra virgolette, ha fatto crollare anche le lezioni private, come potete immaginare. Però stamattina ci ha detto una cosa importantissima, ecco, che spero ai ragazzi sia passata, ma deve passare sempre a ciascuno di noi. Praticamente per un minuto di video lui impiega 30 minuti di lavoro, quindi il lavoro costa 30 volte il risultato, perché quando fa una produzione di 10 minuti gli costa 5 ore. Volevo chiedere,
che rapporto hai con l'informatica e con queste nuove tecnologie, questi nuovi strumenti che ti hanno caratterizzato? Perché oltre ad aver caricato questo, il risultato poi conta. Il risultato sono 200.000 persone che ti seguono e circa 30 milioni di visualizzazioni su YouTube. Io ho sempre avuto un ottimo rapporto con, diciamo, queste nuove tecnologie che poi non sono così nuove, a me sono sempre piaciute e quindi le ho un po' sempre usate. Avevo la passione fin da ragazzo del montaggio dei video e quindi poi mi è venuto anche naturale, quando è stato il momento, provare a realizzarne qualcuno. Devo dire che credo che siano dei mezzi molto molto interessanti anche per la didattica, cioè ti consentono di fare delle cose che altrimenti non potresti fare, però sono un di più, un'aggiunta molto molto valida, ma non sono sostitutivi di altre forme di didattica ugualmente valide. Quindi io li vedo come un di più molto utile e molto comodo, come cercherò di spiegarvi dopo, per fare alcune cose, però è solo uno strumento come altri che si possono usare e ovviamente a seconda poi del pubblico, della classe e dell'esigenza didattica che hai in quel momento può funzionare molto molto bene, magari altre volte ci sono degli altri strumenti che vanno meglio, quindi io non è che uso solo i video, vorrei dire, no? Il video è una cosa che ho fatto, che mi è tornata molto molto utile e che uso, però è uno di tanti strumenti. Ho visto che la risposta dei ragazzi, ma anche dei colleghi, è stata molto molto positiva, quindi sono contento del feedback e continuo a produrne. Ecco, e anche da questo punto di vista, passando adesso non so, dal lato dei ragazzi, ecco, i ragazzi come fruiscono di queste tue lezioni e che rapporto c'è tra il tempo che dedicano ad una visualizzazione e a un ascolto e al lavoro poi autonomo, domestico che fanno a casa? Ecco, tu hai detto giustamente che non è sostitutivo, c'è quindi anche la percezione piena da parte dei ragazzi che questo è complementare ma non può sostituire in alcun modo il lavoro autonomo, il pensiero, il lavoro. Qui ovviamente poi sta anche al docente che usa questi materiali far passare bene questo messaggio, quindi non è che c'è un video in cui io dichiaro agli utenti guardate che non bastano solo i video, se questa è la domanda, però nel modo in cui li uso con i miei studenti non si limitano mai a dire guardate il video, è finita lì, no? Il video è sempre un ingrediente di una cosa più elaborata che si struttura, c'è il video ma c'è anche il resto, deve essere un po' il docente ovviamente, no? Che fa passare l'idea che è uno strumento e non è il fine, no? Il video. E poi i ragazzi li usano in vari modi e questo devo chiederlo a loro ovviamente. Con i miei studenti io posso parlare tutti i giorni a scuola, poi ci sono tante persone che li trovano sul web su cui ovviamente non è che ho un controllo. Tuttavia non credo che in ogni caso un video di matematica possa nuocere in nessun caso, come dire, che uno lo usi che uno lo usi per ripassare, per studiare come vuole, comunque gli sto, penso, raccontando dei contenuti di valore, quindi sono abbastanza tranquillo, diciamo, sull'outcome dell'operazione. E siccome ci sono anche diversi insegnanti in sala, mi sembra giusto così dare delle pillole di saggezza, anche se sei giovane, ma mediamente, al di là di eccezioni, per te la realizzazione di un video è il punto di arrivo di un lavoro a monte teorico o è il punto di partenza per in qualche modo aumentare l'attenzione e la curiosità intellettuale? Al di là di eccezioni, che ogni argomento ovviamente è diverso dagli altri, ma mediamente come tecnica che tu usi, questa tecnica è una tecnica di arrivo o è una tecnica di partenza? Domanda difficile. Diciamo, io li uso in due modi, principalmente questi video, come poi vi racconterò. Li penso proprio come uno strumento, in realtà, non direi né la partenza né l'arrivo, è un mezzo per fare un percorso più vasto che si basa anche su questi video, però non è che mi ponga nel momento in cui lo strutturo questa domanda. Penso a cosa voglio che ci sia di matematica dentro il video, questo penso essenzialmente, cioè lo studente che poi guarda questo video, cosa voglio che porti a casa di questo argomento di matematica, in base a quello costruisco il video, poi come usarlo è un altro discorso, io mi strutturo la mia unità didattica in classe in cui ci sono dentro anche i video, ma in cui i video non sono l'unico elemento, come dicevo prima. Poi adesso vi racconto un po' più di dettagli, ho preparato un piccolo PowerPoint. Sì, allora se magari ti vuoi vediamo se riusciamo approcciare già da qui.
a farlo partire. Eccoci qua. Dunque vi rubo una ventina di minuti per raccontarvi non solo cosa ho fatto io in realtà, ma per parlarvi un po' di YouTube, di quello che ho fatto io e farvi vedere anche delle altre risorse che secondo me tornano utili per la scuola e per l'università, per la didattica potremmo dire in generale. Prima qualche dato sulla piattaforma, forse qualcuno di voi la conosce, qualcuno no, qualcuno la usa tutti i giorni, qualcuno non ci va mai, però YouTube è sostanzialmente un grosso motore di ricerca per video che ha anche delle caratteristiche che sono proprie dei social network, per esempio si possono mettere i mi piace, si possono commentare i video, come fate per esempio su Facebook, solo che a differenza di Facebook c'è integrato un comodo motore di ricerca per video molto semplice da usare e molto efficace nello scovare i contenuti. Come vedete, al di là di tutti i numeri, ma guardiamo solo il primo, vedete che il numero di utenti attivi mensilmente è clamoroso a livello planetario. Questo anche perché YouTube è diciamo, stato acquistato da Google e Google ci ha investito ovviamente tanto. Qui vedete delle statistiche, non ne ho trovate purtroppo più di recenti, fanno riferimento a gennaio di quest'anno, ma mi aspetto che la situazione non sia cambiata particolarmente, in cui vedete che in Italia YouTube è tra i social più attivi, diciamo se la gioca con Facebook. E sotto vedete quanto mediamente le persone dedicano a queste piattaforme, cioè nel momento in cui uno ci va, quanto tempo ci resta. Vedete che YouTube è il social su cui la gente tende a rimanere di più, proprio perché ci sono i video e sono contenuti che a volte sono più lunghi rispetto magari a immagini o post. Cosa c'è su YouTube? Di tutto, potremmo dire, ci sono video veramente di tipologie più varie. La categoria che interessa a noi questa sera è quella dei video di tipo educational, video che riguardano diciamo, il settore lezioni, cultura, eccetera. Al momento sul totale dei video presenti nella piattaforma non sono tantissimi, però è un trend in forte crescita, anche in Italia, anche se meno che in altri paesi. Google si è accorto di questa cosa qui e pensate che ha addirittura creato, vedete, un piccolo corso che chiunque può frequentare liberamente, che si chiama Creare un canale didattico su YouTube. Quindi volendo, se qualcuno in sala, qualche docente fosse interessato poi a caricare dei video, ci sono addirittura delle istruzioni, come dire, che Google dà e che possono tornare utili. Sulla sinistra, vedete, vi ho riportato quel dato lì, che proprio Google ha diffuso, in cui dice, vedete, che il 70% dei millennials dichiara di aver utilizzato YouTube per imparare qualcosa nel 2017, sono numeri, se ci pensate, che fanno pensare tanto, è molto molto diffuso tra i giovani. Questa invece è una ricerca di Pearson, della casa editrice, che è stata pubblicata quest'anno, ha fatto abbastanza scalpore, e da questo sondaggio che hanno fatto tra i giovanissimi emerge questo dato molto interessante. Se già il 36% dei millennials, la mia generazione, diciamo, quelli che adesso hanno tra i 24 e i 40 anni, dichiarava, vedete, di preferire cose tipo l'e-learning per imparare, se guardiamo gli attuali, diciamo, frequentatori delle scuole, i giovanissimi, la fascia 14-23, addirittura il 63% dichiara di considerare il video, vedete, una delle migliori tipologie di modalità per imparare le cose. Quindi sono dati che, in quanto professori, secondo me bisogna sapere e bisogna tenere in considerazione. Cosa ho fatto io? Nel 2012, appena ho cominciato a insegnare, ricordandomi della mia esperienza universitaria in cui per preparare alcuni esami, oltre che a libri, appunti, lezioni, avevo usato anche alcuni video che avevo trovato già allora su YouTube, mi sono detto, beh, diamo un'occhiata se c'è un po' di materiale di matematica in italiano. E ho visto che mentre c'erano tanti siti, tanti materiali scritti, lato video non c'era tantissimo, non c'erano tante lezioni per studenti delle superiori. E quindi mi sono detto, bah, proviamo a crearne qualcuna per i miei studenti. Le ho messe su YouTube perché YouTube mi consentiva di caricare quanti video volevo gratuitamente, di farli fruire da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento e gratuitamente agli studenti, non solo ai miei. E ho cominciato a mettere questi video, avevo un po' di paura all'inizio perché ovviamente era il primo anno che insegnavo e avevo un po' insomma, il timore che qualche insegnante molto più esperto e navigato di me venisse a dirmi, ma insomma cos'è sta roba dei video, no? E invece devo dire che i feedback sono stati abbastanza positivi fin da subito, sia dei colleghi che mi chiedevano un po' interessati cosa facevo, cosa non facevo, mi davano anche dei suggerimenti su come si potevano fare meglio certe cose, e soprattutto degli studenti che trovavano questi materiali molto molto comodi. E quindi ho cominciato a produrne sempre di più, il lavoro va avanti, adesso a distanza di 6 anni ho più di 200 brevi video lezioni di matematica, e dal 2017 ho cominciato ad aggiungere altri contenuti sul mio canale YouTube, di cui vi parlo tra un secondo. Come sono fatte queste video lezioni?
Se voi ne aprite una, le trovate facilmente su YouTube, quello che vedete è una schermata come questa, che è lo sfondo del mio tablet PC. Io sostanzialmente uso il tablet, quindi non mi vedete di persona, vedete la matematica che compare e sotto ci sono io che parlo. Per chi non avesse familiarità con lo strumento è qualcosa del genere, vedete, è una specie di computer portatile in cui io posso ripiegare lo schermo però dietro la tastiera e quindi diventa qualcosa di questo tipo e ci posso scrivere sopra con un'apposita penna che era in dotazione nel tablet. Tutto questo viene poi collegato a un microfono e quindi io posso parlare e nel contempo registrare quello che succede sul mio monitor, che fa un po' come una lavagna sostanzialmente. La stessa cosa, se qualcuno volesse replicarla ma non avesse un tablet come quello che ho io, si può fare sostanzialmente con una LIM, che ci sono ormai in tante scuole, o con una tavoletta grafica, che è uno strumentino che costa pochi euro e si collega al PC e consente poi di poter scrivere. Lo svantaggio della LIM e della tavoletta grafica rispetto al tablet è che nel caso della LIM avete un po' meno precisione, chi insegna matematica lo sa, a volte non è sempre facile fare per esempio un esponente per bene sulla LIM, cioè finché si scrive grande è tutto molto semplice, quando si vogliono scrivere delle cose piccole è più sfidante, diciamo, e invece la tavoletta grafica ha lo svantaggio che dovete scrivere sulla tavoletta, però guardare il monitor mentre scrivete, quindi non si riesce a scrivere così bene. Però sono due soluzioni che se uno ha già può implementare. Servono poi dei programmi, naturalmente, per poter realizzare dei video come quelli che faccio io. Ne servono tre, uno per scrivere, immaginatevi l'equivalente del foglio a quadretti che vedevate prima. Io uso Windows Journal, che è un programma gratuito che si trovava preinstallato nelle versioni di Windows fino alla penultima, adesso l'hanno tolto perché è un po' datato, ma io continuo a usarlo perché ormai ci sono abituato e mi piace, ma ci sono tanti altri programmi gratuiti che si possono usare che fanno la stessa cosa. Poi serve un software per registrare quello che accade sul vostro schermo e metterci sotto contemporaneamente l'audio del microfono, e poi un software per il montaggio, e questo è quello più importante di tutti, forse secondo me, perché quello che rende questi video particolarmente efficaci, a volte più efficaci di quello che io riuscirei a fare in classe, è proprio il montaggio. Per dirvela in maniera semplice, immaginatevi, non so, che io in classe debba scrivere, non so, un'equazione lunga una riga. Probabilmente a lezione perdo 1 minuto e mezzo per fare questa operazione, scrivere, intanto parlare. Quando tu registri un video, questo 1 minuto e mezzo col montaggio puoi toglierlo, puoi far comparire istantaneamente l'equazione. Tu hai risparmiato quindi 1 minuto e mezzo, non hai dato meno informazioni, no? Sei riuscito a compattare le stesse informazioni in meno tempo senza perdere nulla. Inoltre, se magari sbaglio a dire qualcosa, mi accorgo che ho spiegato una cosa ma potevo dirla meglio, posso registrarla nuovamente e poi tagliare quella parte lì e sostituirla con quella migliore che magari ho registrato in un secondo momento. E quindi, a patto di dedicare del tempo a questa operazione, per questo diceva Paolo giustamente prima, non è che registri 10 minuti, carichi il video su YouTube e fatta. A volte per fare un video per bene, che duri 10 minuti, io perdo anche un pomeriggio senza correre, perché lo devi progettare, lo devi registrare, a volte devi riregistrare, poi devi montarlo, devi rivederlo, controllare che sia tutto a posto, lo devi pubblicare. È un attimo, insomma, che vada un pomeriggio di lavoro se si vogliono fare le cose con cura. Proseguo rapidamente. Come uso io questi materiali con i miei studenti? Beh, fondamentalmente in due modi, diciamo, principali. A volte faccio una lezione che potremmo definire, tra virgolette, anche se non mi piace tanto il termine tradizionale, in cui spiego io le cose normalmente in classe, e poi do il video da vedere a casa abbinato a degli esercizi. Così, oltre che fare gli esercizi, gli studenti mi possono risentire e ricapitolare un po' le cose più importanti che sono state dette a lezione. Altre volte invece faccio l'opposto, cioè do il video da vedere prima della lezione, soprattutto per gli argomenti dove c'è, diciamo, magari una procedura meccanica, quindi non c'è magari moltissimo da capire, ma più che altro da imparare uno schema risolutivo. Poi così arrivo in classe, questo l'hanno già visto a casa, e mi avanza un sacco di tempo per fare delle cose molto interessanti, tipo lavori di gruppo, esercizi, anche problemi sfida, e tra il resto, vedendo gli studenti lavorare lì, ho tantissime informazioni che altrimenti non avrei se in classe dovessi spiegare basta e poi tutto questo avvenisse a casa. E il terzo modo in cui ho visto che questi video vengono usati, questo io non l'avevo previsto ma poi è venuto fuori naturalmente dal web, è per studiare degli argomenti che non sono stati visti a scuola. E qui mi capita spesso che magari persone che hanno fatto, non lo so, un liceo delle scienze umane, un liceo linguistico, poi però magari all'università si sono iscritte in ingegneria, si ritrovano magari con dei buchetti rispetto ai colleghi dello scientifico sulla matematica delle superiori, e mi hanno scritto dei messaggetti molto carini in cui mi hanno detto che grazie ai video sono un po' riusciti a recuperare queste lacune e sono riusciti poi a cavarsela meglio, a superare positivamente alcuni esami, e mi ha fatto molto piacere.
Poi dal 2017 ho cominciato ad aggiungere un'altra tipologia di video, che sono dei brevi esperimenti scientifici che ho realizzato con il Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche dell'Università di Trento. E ne faccio vedere rapidamente uno, così vi fate un'idea di cosa stiamo parlando. Vediamo se riesco a togliere lo schermo intero. Ciao ragazzi, in questo video vediamo come realizzare un semplice circuito elettrico su carta. Per farlo ci serviranno un foglio di carta, una matita, una pila da almeno 9 volt, un LED e 2 piccoli cavi elettrici. Cominciamo innanzitutto col disegnare con la matita 2 linee spezzate che partano da un lato del foglio. Le 2 linee non devono intersecarsi e devono terminare l'una in prossimità dell'altra, in modo che sia possibile inserire il LED. A questo punto, se colleghiamo tramite i cavetti gli altri 2 estremi delle nostre linee alla pila, nel momento in cui chiudiamo il circuito, il LED si accende. Questo accade perché le linee di matita, costituite principalmente da graffite, fungono da resistori e consentono il passaggio di una piccola corrente. Quando poi a ripetere l'esperimento più volte, si notano alcune cose interessanti. Innanzitutto, maggiore è la lunghezza della striscia, maggiore sarà la sua resistenza e dunque meno corrente scorrerà, come si vede dalla minore intensità della luce emessa dal LED. Inoltre, a parità di lunghezza, la resistenza di una striscia aumenta se si diminuisce la sua larghezza, con conseguente diminuzione dell'intensità della luce emessa dal LED. Infine, si nota che se diminuiamo la durezza della matita, la resistenza diminuisce e l'intensità della luce aumenta. Ecco, giusto per darvi un'idea un po' di come sono fatti questi video, cerco di tornare alla slide, eccoci qua, vediamo se riesco a ripartire da qui. Ecco, per ciascuno di questi esperimenti, dove come vedete si vede l'esperimento e c'è una spiegazione molto essenziale, abbiamo poi realizzato delle schede di approfondimento, invece dove si trovano sotto forma di testo con immagini e schemi tutti i dettagli dell'esperimento, e queste schede sono collegate al video, quindi se uno ha visto il video e siamo riusciti a incuriosirlo e vuole saperne di più, poi trova tutto questo materiale che abita in questo momento su un sito costruito appunto in collaborazione con il Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche dell'Università di Trento. Oltre a questo ho cominciato a caricare anche degli altri video su YouTube destinati sempre a studenti. Ho fatto per esempio un'intervista con il professor Dario Bressanini e il professor Stefano Oss, in cui abbiamo parlato un po' di come vengono insegnate la matematica, la fisica e la chimica nella scuola di oggi e se sarebbe o meno opportuno cambiare qualcosa, e sono uscite delle riflessioni molto interessanti. E poi ho realizzato qualche video invece dedicato all'uso della calcolatrice grafica che il Ministero da 2 anni ha reso disponibile per gli studenti durante la seconda prova di maturità. Adesso per chiudere vi faccio vedere altre risorse che si trovano su YouTube non mie, che possono essere interessanti sia per gli studenti ma anche per i docenti che volessero pescare del materiale da usare poi a lezione. Il primo canale di cui volevo parlarvi sono tutti i canali YouTube, questi quindi li trovate facilmente su YouTube, è il canale dell'MIT. L'MIT ha caricato interi corsi universitari, quindi se voi andate lì trovate per esempio un corso intero di algebra lineare o un corso intero di analisi 1. Sono dei materiali bellissimi, fatti proprio molto molto bene. L'unica difficoltà è che, potrebbe essere una difficoltà, magari no, è che sono tutti in inglese naturalmente e solo di pochi trovate i sottotitoli in italiano. Però se masticate bene l'inglese è un canale assolutamente secondo me da considerare. Diciamo una specie di equivalente italiano per certi versi è quest'altro canale che ha creato, vedete, il Politecnico. Qui si trovano sempre risorse di varie materie, a me piace in particolare una playlist di oltre 100 video come quello lì che vi ho messo in alto, dedicata alla fisica. Ci sono tanti piccoli argomenti di fisica che vengono approfonditi, sono anche questi dei video che mi sono piaciuti molto, ma non solo, vedete ci sono anche video che parlano di tematiche economiche, questo è un video di matematica, si trova vario materiale molto molto interessante realizzato dal Politecnico, quindi anche questo merita assolutamente una visita. Poi c'è il canale dell'Ingegner Cerroni. L'Ingegner Cerroni come me carica su YouTube video lezioni di matematica. Abbiamo uno stile di realizzazione dei video diverso, vedete che lui si riprende proprio davanti alla lavagna, è molto molto chiaro nelle spiegazioni e soprattutto ha fatto moltissimi video, ne ha fatti più di 2000 e si trova tantissimo materiale come sul mio canale, sia per quanto riguarda il programma delle superiori, il liceo scientifico in particolare, ma anche qualcosina per l'università.
quindi anche questo sicuramente merita di essere visitato. Poi vi ho riportato qui uno dei tanti canali che si trovano su YouTube dedicati all'apprendimento della lingua inglese. Anche qui ce ne sono proprio tantissimi, ne ho preso uno che mi piaceva, ma è veramente la cosa migliore che può fare uno che è interessato a proprio cercare su YouTube questi canali, ce ne sono migliaia. E vedete che si trovano sia lezioni sulla grammatica, sulla pronuncia, su come si deve scrivere. Quindi l'inglese è una di quelle cose che poi tra l'altro spesso gli studenti hanno bisogno di sapere, perché all'università sempre più spesso nei corsi di laurea triennali, a prescindere più o meno dall'indirizzo di studi, viene poi richiesta una certificazione seppur di base di inglese, quindi se qualcuno ha difficoltà, canali come questo possono essere uno degli strumenti che possono aiutare, diciamo, a migliorare l'inglese. Poi volevo segnalarvi questo che è il canale di Treccani Scuola. Treccani ha caricato tantissimi materiali, più devo dire sulle materie umanistiche. Vi faccio vedere un piccolo estratto di uno che mi piaceva, così vi fate anche qui un'idea di cosa c'è. La Gerusalemme liberata è un poema eroico di Torquato Tasso, dalla storia complessa e turbolenta. La prima stesura viene completata nel 1575 ed è seguita da varie edizioni che conosceremo nel corso di questa lezione. L'edizione presa in considerazione dagli editori moderni è quella integrale del 1581. La Gerusalemme liberata si articola in 20 canti in ottave ed è incentrata sulla fase finale della prima crociata, l'assedio e la conquista di Gerusalemme del 1099. Sin dall'inizio quindi ci troviamo di fronte a una contrapposizione, quella tra cristiani e infedeli, che era già argomento delle canzoni di gesta. I cristiani sono... Va bene, adesso lo fermo, è solo per darvi un'idea, no, del tipo di contenuti che si possono trovare, quindi questo consigliato più che altro per le materie umanistiche, diciamo. Vedete, per esempio si trovano anche dei video di storia dell'arte oppure cose di filosofia molto molto carini, quindi anche questo merita una visita. Questo invece è il canale di TED Education, questo è uno dei canali più grossi che fa materiali educational su YouTube. Qui si trovano video di tutte le materie fatti benissimo. Sono praticamente tutti in inglese, però qui sono praticamente tutti sottotitolati, quindi è difficile che ne troviate uno che non ha i sottotitoli in italiano. Ci sono dei materiali molto interessanti per le materie scientifiche che mi riguardano, in particolare la playlist che hanno fatto che mi è piaciuta di più è quella dedicata ad alcuni, diciamo, indovinelli, potremmo chiamarli, ma più correttamente sono dei problemi proprio di ragionamento logico. Ve ne faccio vedere uno, così anche di questo vi fate un'idea. Io di solito li propongo ai ragazzi, a volte propongo la situazione problema che vi mostro, poi metto in pausa, lascio magari un quarto d'ora, 20 minuti ai ragazzi per elaborare una strategia risolutiva, li divido a gruppi, poi ci confrontiamo e alla fine vediamo la soluzione. Adesso per questioni di tempo io vi faccio vedere sia il problema che la soluzione, perché non abbiamo il tempo di provare, però così vi fate un'idea di come sono fatti questi materiali. Forse il play, credo che ci sia il play, ma me lo copri tu. Grazie, sia lì, perfetto. In this dystopian world, your resistance group is humanity's last hope. Unfortunately, you've all been captured by the tyrannical rulers and brought to the ancient Colosseum for their deadly entertainment. Before you're thrown into the dungeon, you see many numbered hallways leading outside, but each exit is blocked by an electric barrier with a combination keypad. You learn that one of you will be allowed to try to escape by passing a challenge, while everyone else will be fed to the mutant salamanders the next morning. With her perfect logical reasoning, Zara is the obvious choice. You hand her a concealed audio transmitter so that the rest of you can listen along. As Zara is led away, you hear her footsteps echo through one of the hallways, then stop. A voice announces that she must enter a code consisting of 3 positive whole numbers in ascending order. So the second number is greater than or equal to the first, and the third is greater than or equal to the second. She may ask for up to 3 clues, but if she makes a wrong guess or says anything else,
she'll be thrown back into the dungeon. For the first clue, the voice says the product of the three numbers is 36. When Zara asks for the second clue, it tells her the sum of the numbers is the same as the number of the hallway she entered. There's a long silence. You're sure Zara remembers the hallway number, but there's no way for you to know it, and she can't say it out loud. If Zara could enter the passcode at this point, she would, but instead she asks for the third clue, and the voice announces that the largest number appears only once in the combination. Moments later, the buzz of the electric barrier stops for a few seconds, and you realize that Zara has escaped. Unfortunately, her transmitter is no longer in range, so that's all the information you get. Can you find the solution? Immaginate, io metto in pausa la lezione, lascio i ragazzi ragionare in base agli indizi che sono stati dati su come si può risolvere il problema. You're worried about the fact that you don't know Zara's hallway number, but you decide to start from the beginning anyways. From the first clue, you work out all of the 8 possible combinations that come out to a product of 36. One of these must be right, but which one? Now comes the hard part. Even though you don't know which number you're looking for, you decide to work out the sum of each combination's 3 numbers. That's when it hits you. All but 2 of the sums are unique. And if the hallway number had matched any of these, Zara would have known the correct combination right then and there, without asking for the third clue. Since she did ask for the clue, the hallway number must have matched the only sum that appears more than once in the list, 13. But which of the 2 combinations that add up to 13 is correct? 166 or 229? That's where the third clue comes in. Since it tells us that the largest number must be unique, 229 must be the code. When night falls... Ok, ecco, avete visto che poi viene data, argomentata in maniera rigorosa la soluzione. Torno alla presentazione. Vi rubo ancora 5 minuti per segnalarvi un altro paio di cose e poi passo la parola a Morella. Volevo parlarvi del canale di Dario Bressanini, questo forse qualcuno di voi lo conosce, lui è un professore di chimica, insegna all'Università dell'Insubria, ma su YouTube fa dei video dedicati principalmente, potremmo dire, al tema dell'alimentazione e ne ha realizzati alcuni molto molto carini, in particolare dedicati alla, diciamo, demistificazione di certe fake news che vengono a volte alimentate, no, sul mondo dei social, ma non solo. Ha fatto un video di cui vi faccio vedere un estratto che mi ha colpito molto, che ha titolato su YouTube La truffa dei bruciagrassi, in cui spiega come questi tisanini dimagranti miracolosi, sembra, come a volte vengono propagandati da certi influencer sul web, non possono funzionare. Vi faccio vedere solo un piccolo estratto perché non voglio rubarvi tempo, ma penso che sia molto interessante. Ma la termodinamica non si può ingannare, ve lo spiego semplicemente. Supponiamo di stare in poltrona e mi sorseggio il mio tè dimagrante, detossificante. Supponiamo che mi bruci 10 grammi di grasso. Beh, se brucio 10 grammi di grassi, l'energia che si sviluppa è sufficiente per innalzare di 1 grado 90 kg d'acqua. Ancora una volta, se qualcuno lo vuole contestare, telefoni a Stoccolma. Noi non siamo fatti tutti di acqua, siamo fatti il 70-80% di acqua e d'altra parte non è che pesiamo tutti 90 kg. Facciamo però un discorso medio e generico. Diciamo che quell'energia liberata da questi 10 grammi di grasso bruciato, poiché sono in poltrona fermo, non faccio del lavoro, serviranno per innalzare di 1 grado la mia temperatura corporea. E qui arriviamo alla fine del ragionamento. Tutti questi prodotti però ti promettono dimagrimenti di chili in pochissimi giorni, chili di grasso. Ma stiamo schici, immaginiamo davvero che esistano questi beveroni, questi tè, che siano davvero efficaci per bruciarmi 100 grammi di grassi. Un etto, quando uno vuole dimagrire di più. Ma va bene, questi 100 grammi di grassi che bruciano nel mio corpo liberano un'energia che è in grado di innalzare la temperatura del mio corpo di 10 gradi, obbligatoriamente. Perché, come dicevo prima, da qualche parte l'energia deve andare. Allora, se noi partiamo da una temperatura corporea media di
36-37 gradi, l'energia liberata da un misero etto di grassi è in grado di portarmi a 46 gradi. E allora io sarei morto, saremmo tutti morti, sarebbero tutte morte quelle che pubblicizzano e bevono queste cose, se questi prodotti funzionassero davvero. Perché? Banalmente perché la termodinamica non si può ingannare, e questa è la migliore dimostrazione che tutti questi prodotti non funzionano, sono delle truffe, non possono funzionare, e meno male, altrimenti sarebbero morte. Ecco, vi segnalo un ultimo canale e poi mi fermo perché ho visto che ho già sforato un po' i tempi, ne avevo preparati un po', ma ci tenevo in particolare a questo, che è il canale di Riccardo Dal Ferro. Lui ha caricato tantissimi video in cui parla di filosofia, potremmo dire, ma anche dei video in cui parla di attualità, analizza fenomeni come quello che succede sui social network, e so che è molto seguito da tanti studenti anche delle superiori, e poi vedo nei commenti sotto i video, gli dicono che ogni tanto usano alcune delle riflessioni che ha fatto lui anche all'interno di temi di italiano con successo, quindi è un altro canale che consiglio di vedere. Detto questo li invito, queste sono solo alcune, ma YouTube è un mondo vastissimo, ci sono veramente tantissime risorse, alcuni contenuti anche che non meritano per carità, ma tantissimi contenuti molto molto utili che possono essere molto molto strategici anche da usare a scuola, quindi l'invito che vi lascio in chiusura è di farvi un giro, cioè guardate cosa c'è, perché ci sono veramente tante cose interessanti su YouTube anche per la didattica. Detto questo passo la parola a Lorella. Grazie Elia. E se accendiamo... Allora, dalla massima tecnicalità, strumenti, passiamo al massimo della filosofia, se vogliamo chiamarla così, perché l'approccio della professoressa Carimali è completamente diverso, e questa è la ricchezza, penso, della serata e degli insegnanti, approcciare secondo la propria filosofia, il proprio stile, le proprie modalità educative. E l'età anagrafica. Allora, Lorella Carimali da oltre 30 anni insegna ai licei di Milano, al Vittorio Veneto, e io vorrei però partire prima di iniziare così qualche domanda, ma veramente poche perché poi parlerà lei, soltanto con una premessa. Lei ha scritto questo libro, La radice quadrata della vita, poi ci spiegherà anche il titolo, però vorrei ricordare che Lorella Carimali è stata selezionata da Barkey Foundation come una delle 50 migliori insegnanti al mondo. È andata a Dubai per questo concorso mondiale che rappresenta il premio Nobel praticamente per gli insegnanti. Ecco, questa premessa mi sembra giusta, e poi naturalmente chi vorrà acquistare il romanzo lo potrà fare sia stasera, e naturalmente la professoressa Carimali sicuramente farà una dedica, oppure da Manuela qui alla Libreria Meister. Io vorrei però iniziare appunto perché siamo un po' non indietro con gli anni, diciamo, non avanti, ma io vorrei tornare un po' indietro e vorrei chiedere alla professoressa Carimali, da milanese doc, quale ama essere definita, una specie in estinzione. Esatto. Cosa voleva dire quando lei si è laureata? Si è laureata in matematica, finire gli studi e iniziare a lavorare. Forse non aveva altre chance? Per insegnare. Prima di tutto lasciatemi fare un saluto a tutte e tutti, grazie, e grazie di essere qui a sentirmi. Prima di rispondere, Paolo, mi collego al premio, perché poi la risposta verrà anche da lì.
Ci tengo a dire di questo premio non perché io sia stata tra i 50 insegnanti, ma perché l'Italia è stata lì. Noi abbiamo purtroppo una società dove questa cosa è passata completamente sotto traccia. Sono stati candidati a questo premio 40.000 docenti in tutto il mondo, di 174 paesi. Tra questi 40.000 docenti ne sono stati selezionati 50 di 33 paesi, dell'Italia vabbè c'ero io, ma 33 paesi su 174. Voglio dire, non c'era Lorella Carimali, c'era, posso dire, la scuola italiana. Io nelle prime interviste ho detto questo: c'era la scuola italiana e tante Lorelle, permettetemi, il femminile abbiamo visto prima, tanto maschile, permettetemi il femminile, perché la scuola italiana è fatta da più dell'80% da donne che come me entrano in classe con passione civile. Questo io volevo dire, sono state, per questo condivido con tutti voi questo mio successo, che non è mio ma di tutte noi. Poi la cosa più importante è che anche se non ho vinto, ma a quel punto, cioè, esiste un insegnante migliore al mondo, non c'è, e quindi quando uno dice delusa di che, per dirla un po' alla milanese, orgogliosa di essere stata lì, ma soprattutto di essere stata nominata ambasciatrice del mio modello di insegnamento della matematica nel mondo, che voglio dire ancora una volta, posso dire non è il mio ma è il nostro, quindi l'Italia che va nel mondo. E guardate bene, siccome noi non siamo tanto abituati a pensare che qualcuno possa ricevere un riconoscimento senza essere inciuciato, gli abbiamo dato forse poco peso, ma quando io sono stata a Dubai ho potuto incontrare chi fossero queste altre 49 persone, compresa la persona che ha vinto, che è una professoressa che insegna arte in un sobborgo terribile di Londra, dove, sapete, almeno alcuni mesi fa si facevano sempre vedere questi accoltellamenti, queste cose che succedevano a Londra, in una scuola dove, ha detto lei, c'erano 35 etnie diverse, quindi l'idea di confrontarsi anche con queste etnie. Io mi sono trovata con queste persone che non solo dicevano che l'educazione può cambiare il mondo, ma la sostanziavano, agivano. Ho detto, non so, magari anche a qualche vostro figlio stamattina, che c'era un professore belga che con i suoi studenti ha costruito una valigetta dove, con dei pezzi recuperati su Amazon per spendere poco, avevano delle cellule fotovoltaiche, dei meccanismi, degli accrocchi vari, direi un po' di genere militare, che venivano spediti nei campi profughi del Kenya, e questi ragazzini e ragazzine che erano privati di tutto potevano far scuola, perché via Skype c'era qualche professore sparso per il mondo che aveva dato la propria disponibilità, che faceva lezioni di matematica, di scienze. Siamo a questo livello di persone. C'erano qualcuno che insegnava in Colombia, no? Nelle carceri e anche nelle favelas, quindi siamo a questo livello. Ed essere stata messa la professoressa Lorella Carimali tra queste 49 persone, Lorella Carimali che insegna in un liceo di Milano, era tanto. Quindi che cosa è stato considerato? Perché gli inciuci
non ce ne avevo, anzi un mio amico iraniano mi ha detto, quando io 10 giorni prima che dicessero questi 50 nomi, lui mi chiese: Lorella, ma potrai essere tra i 50? Io ho detto: io non ho santi in paradiso, quindi figurati se ho io da italiana che pensa così. E lui mi rispose da iraniano: beh Lorella, gli anglosassoni non sono gli italiani. E quindi voglio dire, anche questa cosa. Quindi essere stata messa lì vuol dire che il metodo di insegnamento della matematica che utilizzo è alla stessa stregua un metodo socialmente inclusivo, cioè che permette a tutti di smarcarsi. Allora Paolo mi chiedeva da dove nasce. Sì, quando io mi laureo, insegnare, quando mi laureo in matematica, tenete presente che il mio anno scolastico è l'85-86, quindi anteguerra quasi, ricevo il giorno dopo 14 telegrammi delle maggiori aziende italiane, perché a quei tempi nasceva l'informatica, a Milano non esisteva neanche l'informatica e i 37 laureati, 35-37 laureati in matematica se li rubavano a suon di soldi. Per darvi un'idea, i ragazzi oggi magari era un nome strano questo, ma voi lo conoscerete sicuramente. Allora Italsiel mi assumeva senza neanche vedermi, cioè dal telegramma, come quadro dirigente. Oggi la cifra che guadagno, che non arriva neanche ai 1.600 euro, a Milano ti fa essere una povera a Milano. Bene, io l'unica scelsi di fare l'insegnante e non di andare in azienda. Perché l'ho scelto? Perché io che ho questa storia milanese, nata in un quartiere difficile di Milano, il mio vecchio prete dell'oratorio, quando poi è diventato monsignore, mi piaceva dire questo: quando mi ha rivisto il mio Bronx, per darvi l'idea, dato i genitori con la quinta elementare, per me, e io dico sempre questo ai miei studenti, la matematica è stato un riscatto sociale, che non vuol dire, attenzione, ascensore sociale, perché purtroppo oggi la scuola non è più così. Ho usato riscatto sociale proprio per questo, perché la matematica e la scuola mi hanno permesso di essere quella che sono oggi, e permettetemi anche di andare a Dubai oggi. E allora io, quando ho scelto quello, mi sono detta: ma Lorella, tu che posto vuoi avere su questa terra? Perché la vita, dicevo ai vostri figli, penso ai vostri nipoti, è un dono preziosissimo. Io questa vita, finché mi sarà concesso, la voglio vivere intensamente. E io, che arrivavo da una casa di ringhiera, cresciuta insieme agli altri, non potevo pensare di avere una vita non insieme agli altri, e non potevo pensare che la scuola, così come me l'hanno ricordato quelle 50 persone che ho incontrato a Dubai, è il modo per rendere questa società più giusta ed equa ed un mondo di pace. Sembrano parole così, ma se voi foste venuti con me là a Dubai l'avreste sentito, perché forse fuori dall'Italia lo si sente di più. Noi un po' ci siamo appiattiti. Allora dissi: io voglio provare a dare il mio piccolo contributo per migliorarla. E che cosa se non scegliere l'insegnamento? 1. E 2, io che ero cresciuta insieme agli altri, mi sono detta: Lorella, perché in quel momento io dovevo decidere tra i soldi e i rapporti umani. È questo che a volte dico ai miei studenti, che mi dicono: prof, ma perché ha scelto quello?
loro da Chito sceglierebbero i soldi, ma non perché vogliono i soldi, no, perché questa società gli spinge a dire che l'unica ricchezza che uno o una può avere e felicità sono i soldi. No, io ho detto, siccome sono abbastanza stimata dai miei studenti, e meno male che ci sono loro, perché sennò qualcun altro mi farebbe anche fuori, meno male, sono loro che mi difendono. Dico, perché le relazioni umane ti danno una soddisfazione, e voi se non avessi scelto questo non mi avreste conosciuto. Ma le relazioni umane, e voi mi date qualcosa che non so se i soldi mi daranno mai. Stamattina, facendo una battuta nel Foglio, ho detto almeno che non diventi una bestellara e quindi con questa cosa io faccio tanti soldi, solo che a €1 lordo al libro non so quanti ne devo vendere per diventarlo. Però gli ho detto, voi che siete bravi con YouTube, con Instagram, mandatemi in rete, fatemi diventare qualcosa, e così ve lo posso. Però posso dire che cosa mi hanno dato i rapporti umani. Quando io ho presentato questo romanzo a Milano, alla Feltrinelli di Milano, c'era la Feltrinelli piena. Mi dicevano alla Feltrinelli che sì, forse Totti, ma neanche a volte gli scrittori famosi fanno alla prima quella. E c'erano ex studenti di 48-49 anni che, quando qualche mio studente di adesso le ha viste, dice: prof, ma lei è così vecchia? Beh, basta aver iniziato a insegnare a 23 anni e aver avuto una quinta, si è già lì, no? Ma queste persone erano venute alle 6, chiedendo permesso perché lavoravano, oppure qualcuno anche avendo delle attività private, quindi non guadagnando. Per che cosa? Per vedere il libro? No, erano venuti lì per me, per partecipare a un progetto che parte da qui, ma non voglio fare la scrittrice, per partecipare. Allora voi pensate che soddisfazione poteva essere? Ma c'è un soldo che me la dà? Non lo so se c'è un soldo che mi dà questa cosa, no? Ecco, quindi per dire... Lorena, volevo soltanto fare una riflessione. Sicuramente tu, come molti di noi, hanno avuto dei genitori che non sono saliti così ai livelli più alti dell'istruzione. La quinta elementare, hai vissuto una casa di ringhiera, e chi è stato a Milano sa cosa voglia dire vivere in una casa di ringhiera, e sa cosa voglia dire la comunità, la relazione, l'empatia, e forse diciamo che dono più grande i tuoi genitori non potevano dartelo, perché poi ti hanno plasmato per sempre per quella che sei. Perché cosa vuoi? I soldi vanno e vengono, però diciamo che come persona forse il regalo più grande non potevano farti. Sì, sicuramente. Tra l'altro in questo romanzo la ritroverete, la casa di ringhiera. Questo romanzo, qualcuno mi ha chiesto se fosse autobiografico. Non lo è, anche per il solo fatto che una delle due protagoniste, la professoressa di matematica, ha 64 anni, a meno più giovane lo sono, e non sto andando ancora in pensione, magari, no, non so. Ovvio che c'è dentro tanto di me, perché chi scrive, e poi io sono una professoressa di matematica, non sono una scrittrice, no? E quindi ovvio che se mi metto a scrivere è perché voglio passare un certo tipo di messaggio. C'è la casa di ringhiera e la ritroverete. Paolo ha detto solo chi ha vissuto a Milano, e quel tempo direi, perché oggi le case di ringhiera sono in anche quelle e hanno perso questa specificità. Però la casa di ringhiera era particolare perché tutte queste, sapete, no? Queste porte aperte sul fuori, sul ballatoio, dove per andare in casa qualcuno doveva passare davanti a te, dove
il bagno era in fondo al ballatoio e io spesso dico, quando qualcuno cresce condividendo con gli altri la cosa più intima che uno può avere, che è il servizio igienico, ha rispetto dell'altro perché lo deve lasciare pulito perché qualcuno entrerà poi dopo di te, e non può avere paura dell'altro, cresce con l'apertura all'altro. E in questa casa di ringhiera ai tempi c'era l'emigrazione dal sud, quindi c'è questo esempio nel romanzo, che tu alla domenica sentivi il profumo dei friarielli, c'è la ricetta dei mundeghili che è milanese, di queste polpettine, sentivi la pasta alla norma, sentivi tutte queste cose, questi profumi uniti da che cosa? Da un profumo unico, che era il profumo del caffè, che era lo stesso qualunque regione si fosse. Metaforicamente io, perché sono anche un insegnante di matematica, e questo romanzo vuole anche portare la scuola fuori dalle aule scolastiche ed arrivare a chi la matematica non la leggerebbe e non la farebbe mai nei luoghi anche più difficili, o chi, tra virgolette, si parla di analfabetismo funzionale, chi ha questa cosa, è analfabeta funzionale, cioè non sa utilizzare lo strumento matematico. Poi sarà interessante capire che cos'è lo strumento matematico. Io ho detto la matematica è un po' come il caffè. Perché? Perché se voi ci pensate, la matematica non ha confini, né geografici, né politici, né di genere, né religiosi, né culturali. Può avere tecniche risolutive diverse, ma il pensiero no. Quindi è ciò che unisce tutti e veramente può essere un pensiero di pace. Se pensate, oggi ci sono gli emigranti. Ai tempi gli emigranti erano quelli che venivano dal sud, quindi anche oggi la matematica può essere qualcosa che ci unisce, se sappiamo andare oltre anche gli schemi e vedere la matematica non come modo come modalità solo di far di conto, ma come mi ha scritto una mia studentessa 4 anni fa quando ho finito il liceo e oggi è iscritta a medicina. Lei mi ha scritto così: grazie per avermi fatto vedere la matematica non solo come un insieme di formule, ma come un modo di affrontare la vita semplificandola grazie al ragionamento e alla fantasia. Ecco, se noi la sappiamo vedere così, forse sappiamo andare oltre. Volevo solo dire questo, se voi leggete i giornali hanno scritto molto di me quando sono stata tra i 50 candidati, a differenza del Ministero e degli organi istituzionali che non mi hanno filato proprio per niente, però per fortuna loro. E poi hanno fatto la storia della piccola fiammiferaia, io nata nei sobborghi terribili col bagno fuori. Io volevo dire, quando dicevo del bagno, non poveretta perché avevo il servizio fuori, ma perché il servizio igienico aveva questo significato potente, no? di partecipazione, di comunanza. Volevo chiederti perché, a differenza di alcune discipline, la matematica si studia in tutti gli indirizzi di studio. E a cosa serve la matematica? Tu stamattina hai detto che la matematica serve ad essere liberi. Sì, ecco, questa è la cosa che ho più a cuore. Tra l'altro il modello che ho pensato, che è un modello strutturato, che mi è costato non è la parola giusta, ha costato tra virgolette 10 anni di studio di discipline come
le neuroscienze, la psicologia cognitiva, la pedagogia e così via, per semplificarlo, ha 3 fondamenti, e io, per dirlo in ragionamento matematico, è 3 assiomi, ho detto. Uno di questi assiomi, il secondo, è questo, che è non una, non uno di meno nella matematica e nella vita. Questo perché? Proprio perché quando qualcuno, una volta mi chiesero i miei studenti, prof, ma perché noi dobbiamo studiare la matematica? La prima volta che me lo chiesero, e da lì poi che partì tutto un ragionamento, io mi sono fermato un po' e poi ho risposto così: per essere liberi. E adesso cerco di sostanziarvelo, per 2 motivi, comunque non uno di meno. Uno, che se la matematica, voi sapete, la competenza matematica è stata messa dall'OCSE come competenza di cittadinanza. E non è che uno si è inventato l'OCSE, che vabbè è sempre la stessa cosa. Ai miei tempi non era così. Oggi è messa come competenza di cittadinanza, ma se ci pensate bene, se è una competenza di cittadinanza, e poi ve la sostanzierò perché per me è così, è che se noi lasciamo fuori dalla matematica, e noi in Italia lo lasciamo fuori, perché abbiamo una dispersione, abbiamo i mite, abbiamo l'analfabetismo funzionale, se lasciamo fuori anche solo una persona, e di solito guarda caso sono donne, perché la matematica nelle donne, voi sapete che i risultati delle ragazze sono inferiori, ci dice sempre l'OCSE, di 20 punti rispetto ai maschi, e dove? Nelle fasce alte, non nelle fasce basse. E noi siamo in fondo a queste graduatorie. Dopo possiamo fregarcene perché noi ci bombardano di dati e poi assolutamente restano lì. Però se lasciamo fuori anche solo una persona, vuol dire che questa persona non può esercitare il proprio diritto di essere un cittadino libero. Guardate che è terribile questa cosa, se ci pensate. E allora perché? Vi provo a dare allora per questo l'idea di arrivare a un metodo che tenesse dentro tutti e tutte e che sviluppasse, perché il primo assioma è: la matematica è per tutti e tutte, è solo questione di allenamento e di allenare il pensiero matematico. Perché? È libertà. Se voi ci pensate, in ogni momento noi prendiamo delle decisioni. Facevo un esempio per scherzare stamattina con i vostri figli o nipoti o figli di amici, questo. Pensate, in ogni momento voi faccio un fogliettino per copio o non copio. Ogni cosa che noi facciamo è una decisione. Bene, Daniel Kahneman, che è uno psicologo, premio Nobel per l'economia, uno psicologo che prende il premio Nobel per l'economia nel 2002, si è occupato proprio dei processi decisionali e dell'economia proprio partecipativa e delle decisioni, l'economia poi proprio, come dire, sociale. E lui ci ha detto questo, una cosa che è alla base del mio insegnamento insieme a Carol Dweck, che è una psicologa cognitiva di Stanford, che si è occupata delle teorie implicite dell'intelligenza, e il professor Feuerstein, che è morto nel 2014, che è uno psicopedagogista nato in Romania ma figlio di ebrei, che si è occupato del recupero delle carenze cognitive dei ragazzi che erano sopravvissuti alle persecuzioni razziali. Allora Daniel Kahneman ci dice
che quando noi prendiamo delle decisioni si attiva sostanzialmente, si possono attivare due forme di pensiero che lui chiama sistema 1 e sistema 2, poi dice potrei chiamarlo Pippo e Plutro, sarebbe la stessa logica. Il sistema 1 è un sistema immediato che si basa sui nostri ricordi, sulle nostre percezioni e sulle sensazioni di benessere o a volte e soprattutto sugli stereotipi. Ed è un sistema veloce, economico, perché dice consuma poco zucchero, perché prendo, ma ovviamente, siccome si basa sugli stereotipi e sulle emozioni, condizionabile. Il sistema 2 invece è un percorso, è un sistema lento, educato, ma educabile, razionale, logico, che non subisce i condizionamenti. Il problema del sistema 2 è che è lento. Allora, se io prendo delle decisioni col sistema 1, io rischio di prendere delle decisioni che ritengo corrette, ma che in realtà sono condizionate, e lui dice prendo delle decisioni non sapendo di non sapere delle cose, ma la cosa terribile pensando di saperle, e quindi io ritengo che quella cosa sia giusta. Se il sistema 2 non è così tanto veloce da riflettere il risultato, o meglio dire il danno è fatto. Faccio un esempio, perché ad esempio se io dico in un prato c'è una zolla d'erba, ogni giorno, l'avrete sentito più volte e quindi vi verrà magari di rispondere correttamente, però non è così. In un prato c'è una zolla d'erba, ogni giorno la zolla raddoppia di dimensione. Ci vogliono 48 giorni per coprire l'intero prato. Quanti giorni ci vogliono per coprire metà prato? Siamo in mondo del veloce, perché uno magari lo sa, distinto viene 24, la metà, distinto viene 24. Allora, se non si attiva il pensiero 2, e in un mondo che va così veloce, noi diciamo 24 convinti di essere nel giusto, mentre era ovviamente 47. Allora voi pensate che ci sono due strade. Io come insegnante, se vi faccio degli esempi statistici come lui fa, vedrete che sbagliamo tutti, almeno che i matematici che hanno chi ha allenato la competenza matematica. Cioè tutti lì sbagliano, perché la competenza statistica è quella che non viene proprio sviluppata. E voi sapete che noi siamo in un mondo di big data e di algoritmi, cioè mettere insieme informazioni che ci condizionano. Allora pensate, quando io ho letto questa cosa, mi sono detta, bene, io ho due cose: se i miei studenti non si allenano a sviluppare il pensiero 2, saranno condizionabili, perché chi conosce questi meccanismi farà in modo di bombardare il sistema 1 e quindi legare il fatto il piacere di comprare un'automobile con una sensazione di benessere. Oggi sempre ripetevo una ricerca che avevo fatto fare tanti anni fa a dei miei studenti, di cercare la pubblicità e i termini matematici che venivano usati nelle pubblicità. Bene, c'è stato un periodo in cui le macchine, e le automobili, ne hanno trovati loro, venivano chiamate teorema, prisma, delta, tutte cose che richiamavano la geometria. Ma perché? Perché la geometria implicitamente attiva il senso di sicurezza
perché si dice la matematica è un'opinione, sei sicuro, se viene così, e noi siamo bombardati, eravamo bombardati, siamo ancora, da questo. Allora quando uno compra una macchina, che cosa deve avere? La sensazione che sia sicura. Ma allora la domanda è, quando io decido io o decidono gli altri? Allora se io ho scelto di fare l'insegnante per, tra virgolette, cambiare il mondo in meglio, devo dare gli strumenti ai miei studenti e alle mie studentesse di prendere decisioni che siano loro. Poi se vogliono scegliere delle strade diverse, ma che siano loro, non che prendano delle decisioni pensando che siano loro, invece non sono loro. E quindi potrei andare anche al titolo del libro, del romanzo. Volevo chiederti come le incuriosisci le tue studentesse e quali strumenti, quali metodi usi dal punto di vista didattico, oltre naturalmente alla lezione frontale, per arrivare a così, lezioni che sono canzoni rap piuttosto che pièce teatrali. Ecco, è molto così curioso e strano per noi pensare che uno che insegna matematica arrivi a far produrre ai propri ragazzi una canzone rap. Ecco, quali sono gli strumenti che utilizzi per coinvolgerli e per arrivare poi a un prodotto che sia sicuramente significativo e importante come lo è? Beh, se voi ci pensate, se io devo sviluppare il pensiero 2, che poi è il pensiero matematico, perché il pensiero matematico che cosa fa? Ho dei dati, devo raggiungere un obiettivo, devo trovare una strategia, e se non ho un modello di riferimento posso fare un sacco di cose e rischio di non raggiungerlo mai, anche delle azioni che mi comportano uno sforzo incredibile. Allora, se la matematica com'è è forma di pensiero, come posso allenare i miei studenti a essere competenti in matematica? Allenando il pensiero matematico. E siccome il pensiero si allena pensando, cosa devo sviluppare negli studenti? Devo sviluppare negli studenti e nelle studentesse la capacità di intuire, immaginare, ipotizzare, dedurre, controllare, per poi verificare, misurare, per poi misurare, quantificare fenomeni e fatti della realtà. Se io invece, com'è, se applico solo procedure, insegno loro a misurare e quantificare, ma non le padroneggeranno mai, cioè non le sapranno mai sostituire in un altro contesto. E qua di esempi ce ne sono tantissimi. Per spiegarvela, tanti anni fa, 6 o 7 anni fa, l'Invalsi in terza media fece un esercizio che fu quello ai tempi meno risolto o risolto in modo sbagliato. C'era uno stradario, mi spiace non aver portato la diapositiva, ma vado sempre a braccio, non ho mai un discorso perché lui portava video, io arrivo con la carta e questa è la mia animazione, no? Quello che al massimo posso fare. Faceva vedere, questo esercizio c'era uno stradario, quindi tranquillamente un insieme di vie, e si diceva: Pippo, Francesco, va da qui a qui percorrendo 200 metri lungo via Torino, poi va fino lungo via Roma per altri 600. I numeri erano fatti in modo che i calcoli non venissero precisi ma stimati, perché l'idea non era arrivare al calcolo preciso ma capire cosa bisognava applicare. E poi si diceva: torna indietro lungo via San Daniele del Friuli per altri quanti? Bene, molti non l'hanno risolto, ma quello era disegnato così, era un triangolo rettangolo.
quindi era l'ipotenusa di un triangolo. Eppure sono certa che se a quegli studenti voi gli aveste chiesto dimmi il teorema di Pitagora, vi avrebbero detto il quadrato costruito sull'ipotenusa. Ma di più, quindi conoscevano il teorema di Pitagora. Vi dico di più, quindi vedete quel misurare, quelle cose che dicevamo prima. Se gli davate un problema di geometria, probabilmente lo facevano. Quindi sapevano anche applicare. Cosa non sapevano fare? Riconoscere in quella situazione che dovevano applicare, che è quella che può essere detta competenza matematica, cioè la competenza famosa di cittadinanza. Beh, posso dire che possono sapere anche tutte queste cose, ma se non le sanno utilizzare, è come non saperle. Allora, se è questo, io devo sviluppare il pensiero. Ma allora, io sviluppo la capacità di intuire e di immaginare facendo una lezione frontale e facendogli ripetere, va da sé che non la devo fare. Due cose per i contenuti. Ma come faccio? Infatti dico questo. Per me, essere oggi insegnante di matematica, io lo percepisco così, come un'allenatrice mi percepisco, che deve allenare i propri studenti e le studentesse a correre la maratona. Perché se la matematica è un modo di affrontare la vita e deve diventare parte di noi, automatico, questo pensiero 2 automatico, è come riuscire ad arrivare a correre la maratona. Non è cosa da poco. E non è importante se arrivo prima o ultima, l'importante è che tutti, per i motivi che vi ho detto prima, ci arrivino senza morire sul traguardo. Allora io ho davanti persone, se sono un'allenatrice, tutte diverse, perché tutte hanno un allenamento passato diverso. E se io davanti ho conosciuto le persone di Scampia, del quartiere Librino di Catania, dello Zen di Palermo, anche loro hanno diritto, anzi di più, se si devono sbarcare, di arrivare in fondo a quella maratona, perché se no li lascio in mano alla bassa e diventano la bassa manovalanza della mafia e della malavita.